Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Spezzaccio mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare sia il post partita della Giro di Juve Cagliari, sia il post partita della partita che è appena finita, cioè quella tra Milan e Lazio. Allora io direi partire, soprattutto io direi di partire dalla partita tra Juve e Cagliari che si è giocata alle 6. Tra l'altro, piccola parentesi, se ieri mi sono dimenticato di farvi il post partita di Como Sassuolo, perdonatemi. In breve è finito 2-0 per il Como. Nico Paz brillante come sempre, e che ha sfiorato anche un gol in rovesciata. Però vabbè, questo video non è quello là del Como, però ho deciso di farvi pure questa piccola parte. Vabbè. Allora, stavo dicendo, Juve Cagliari si è giocata alle 6, si è finita verso le 8 più o meno come ogni partita delle 6, è finita per 2-1 per la Juve, sì, e Kenan Ildiz, si è rivelato un mostro come sempre. Per farvi capire, Sebastiano Esposito, no? Ha segnato il gol del 1-0 per il Cagliari al 26esimo, no? E più o meno quasi i minuti, 10 minuti finali, dove le squadre, diciamo, si tendono sempre a riposarsi un poco, a prescindere che siano i 10 minuti finali del primo tempo o del secondo, è un dato di fatto, tutte le squadre lo fanno. In pratica questo a segnare e fin qua tutto va bene. Manca Juventus e batterò il calcio d'inizio dopo il gol di Sebastiano che già Ildiz ha segnato. Cioè, voglio, ma vi rendete conto che talento abbiamo in Italia? Cioè, uno dei pochi talenti che abbiamo, oltre a Sebastiano Esposito che tiene una ventina d'anni, 22-23 anni, e a più Esposito gioca all'Inter, che tiene una ventina d'anni purissimo. Poi ci stanno i talenti in Italia, per esempio Ambrosini, Vergara per il Napoli e molti altri, però diciamo che noi a Napoli è una cosa che non ehm, che c'è da criticare anche e che non asciuttiamo molti giovani, però vabbè. Cioè, chissà io questi Ildiz, mamma mia come è forte, cioè, in questo momento i tifosi della Juventus sta facendo sognare. Cioè, l'unico in questo momento, secondo me, lui e Vlahovic sono gli unici giocatori che si possono salvare. Tra l'altro, che Vlahovic è poi uscito per infortunio, si è infortunato, lo tenevo pure titolato. Quando calcio, non è che abbia fatto questo granché in questa partita, però diciamo stava pure iniziando a segnare in questo campionato. Stai pure facendo buono. Qualche gol, il golletto l'ha fatto. Qualche gol l'ha fatto in questo campionato, ma a volte mi sapeva pure la situazione, non vi nascondo. Però, vabbè. Poi Ildiz ha segnato di nuovo. Aspetta, cioè, io lo vorrei a Napoli, questo Ildiz. Però non penso che il Napoli se la cazzo, soprattutto dalla Juve. E non penso che la Juve è così scema adesso vincere Napoli. Però vabbè. E segna al 45esimo i minuti di recupero, al primo minuto di recupero. Poi passiamo alla partita tra Milan e Lazio, una partita molto equilibrata ehm, tra le due squadre. Devo dire molto, infatti quando mi sono andato a rivedere le statistiche dopo la partita, sono andato a leggere anche che per è andato di fatto, che pure da solo me l'ha detto, che diciamo c'era il possesso palla era 50 e 50, le squadre diciamo non si era proprio diciamo cioè entrambe le squadre hanno giocato bene, no? Essendo uno diciamo essendo che la Lazio ha un bel po' di problemi e roba varia, sappiamo, non voglio stare qui a ribadire la Lazio che ha fatto. Se vedete, magari infatti io quando faccio la serie degli acquisti rinforzati non ho mai fatto quella là della Lazio perché
cioè non ha fatto niente, né andò al mercato, cioè non ha né venduto né acquistato nessuno, quindi mi è passi inutile farlo. Però poi la risolve Fikayo Tomori, sì, sì Tomori, non vorrei dire una bugia, o Tomori o Leao. Oh mamma mia, mi stava venendo, cioè, aiù, stava una dimenticanza, mi è venuto aiù. Ah, boh, a prescindere da se uno di questi due è segnato, magari dopo, se me lo ricordo, vigi il post sempre su YouTube. E in pratica, se uno di questi due è segnato al 51esimo minuto che l'ha risolta poi, e si è giocato tipo fino al 90esimo più 10 o più 11, insomma si è giocato 100 minuti questa partita, eh. E però diciamo è stata una partita molto equilibrata, non me l'aspettavo, mi aspettavo più una sollevazia del Milan, però vabbè. Allora ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!